Lunedì sarò in prefettura a Venezia per dire in modo chiaro che non accettiamo più profughi in questa regione, lo annuncia il governatore veneto Luca Zaia. Io ho sempre mandato i tecnici perché la nostra posizione è chiara, è no. E siccome ho l'impressione che qualcuno non abbia ancora ben capito che è no, è ancora più no. Anche nella volontà di rappresentare tutti quei sindaci e anche quei prefetti che hanno detto di no. Naturalmente sulla stessa linea il segretario leghista Matteo Salvini in Veneto per sostenere la ricandidatura di Zaia. Siccome i veri profughi sono una minoranza, bisogna rispedire indietro quelli che profughi non sono. Quelli che sono veri profughi e scappano dalla guerra, che sono il 10%, sono miei fratelli e li accolgo anche a casa mia, anche se è piccola. Gli altri vanno rispediti da dove sono partiti. Se la Moretti ha davvero a cuore il Veneto, attacca Salvini, non le resta che chiamare Renzi. La Moretti dovrebbe fare un colpo di telefono al suo capo di partito che sta riempiendo il Veneto, facendo incazzare anche i sindaci del PD di migliaia di immigrati, presunti e falsi profughi. Quindi si telefonino, fra pidini si telefonino e dicano basta, un'invasione. Il numero uno del Carroccio si esprime anche sulle comunali veneziane. Non aiuta che il centrodestra corra diviso, osserva. Per la prima volta avevamo la possibilità di esodare il PD e invece abbiamo subito seri problemi di rivalità, piccoli protagonismi e difesa di Orticelli.